Di vino in vino mi ha portato sui colli orientali del Friuli. Siamo venuti a trovare Annalisa Zorzetic, figlia di Giuseppe Zorzetic, che nel 1986 a spesa di Cividale acquistò l'antico casale dove attualmente risiede l'azienda. Oggi, con la stessa passione del padre Giuseppe, assieme al fratello Alessandro, continuano a produrre vini di qualità della tradizione friulana. In particolare il territorio dei colli orientali del Friuli si estende lungo la fascia orientale della provincia di Udine, in un'area in cui sia il terreno formato da strati di marne alternati a strati di arenarie, sia il clima mite d'inverno e ventilato d'estate sono molto adatti alla coltivazione della vite. E in questa ottica della tradizione friulana, Annalisa Zorzetic sta producendo la linea di vini Mio, una selezione di 8 vini autoctoni e internazionali che sono l'espressione di un percorso di crescita voluto espressamente dalla giovane imprenditrice, dove i vigneti sono stati accuratamente selezionati fra i più longevi e fra i più promettenti della tenuta e le uve vendemmiate rigorosamente a mano. Le bottiglie della linea Mio hanno una veste originale, grazie alle inconsuete etichette che capovolgono il comune approccio ad un calice di vino. L'intento di Annalisa è quello di trasmettere ai vini la capacità di emozionare. Mio è un termine estrapolato da un verso della più antica ballata friulana, composta a Cividale del Friuli nella prima metà del XIV secolo. 4 strofe nelle quali un giovane innamorato paragona la sua donna alla terra friulana, entrambe amate più di ogni altra cosa. Nelle parole di Annalisa traspare proprio questo messaggio di voler trasmettere emozioni attraverso i suoi vini. Vedo chi la assaggia, il consumatore, guardo la faccia e l'espressione di gradimento, di alto gradimento, capisco. Cioè, gli è arrivato, questo vino gli è arrivato, cioè, ha lasciato a comunicare. Esatto. E niente, siamo contenti, abbiamo fatto... Perché fai non tante bottiglie, fai il massimo dalle qualità e ti stacchi dalla mediocrità, perché noi dopo l'eccellenza ci sono 2 scalini che si chiama questione media, no? Esatto. Cioè media vuol dire mediocrità, insomma. Comunque è un attimo per chi apprezza, per chi sa che cosa è ricercato, lo conoscono, lo cercano quando vogliono un bicchiere, come dicevi tu, che non hanno mai bevuto, o se no vanno a prendere vini stranieri che non hanno ben bevuto. Ecco. Meglio fare noi vini autoctoni. È sicuro, no vanno a prendere un vino cileno che non hanno mai bevuto, un argentino o un brasiliano. Esatto, ecco. Perché la gente è anche stanca di bere sempre gli stessi vini, no? Cioè, a un certo momento vuole assaggiare qualcosa. Ecco che è cambiata la beva, sono cambiate le mode. Oggi bisogna andare avanti con... Secondo me sono migliorate, sai, ma io vedo, sono migliorate in tutto il mondo enogastronomico, io vedo un miglioramento anche nella gastronomia. Non è facile avere un sommelier all'interno di un ristorante. Un responsabile dei vini, sì. Ecco, ma sempre più, sai, il titolare o il figlio, la figlia si specializzano. Perché magari imparano qualche nozione sulle guide, ma almeno si documentano un po', insomma. Una volta dicevano vuole bianco o vuole rosso, poi si fermavano. Sì, esatto. No, non è facile avere una persona all'interno di un ristorante, sai, ci sono dei costi, però comunque queste persone sono il ponte tra noi e il consumatore quando sono al ristorante, no? E io ho visto che apprezzano comunque se gli dai delle informazioni, ma anche io stessa quando vado in un ristorante mi danno delle informazioni sui formaggi, da dove arrivano i certi tipi. Attenta, mi documento. Sto attenta e apprezzo in maniera diversa e porto a casa e fa sempre bagaglio di una cultura, ecco. Magari un domani invece di comprare un etto ne compro 2, visto che mi sono esatto. Fa girare l'economia. Esatto. Per cui secondo me c'è il livello di informazione sempre più alto.
Ecco, questo Ecco. volevo dirti un'altra cosa importante, l'enoturismo. Tu lo sai che ogni anno, per sempre, per questa documentazione che la gente vuole sapere un po' di più, questi enonauti aumentano sempre di più. Sono diventati ormai 8 milioni in Italia. Il Friuli è visto di buon occhio perché è una regione emergente, visto che ha agriturismo ormai fatti qualche anno fa, ma in continuazione chiedono licenze per aprire agriturismo in Friuli Venezia Giulia. Pensa che 7 italiani su 100 vogliono venire in Friuli Venezia Giulia ad assaggiare i cibi e naturalmente pasteggiare con i vostri vini. Insomma, ecco. La prima regione italiana è la Toscana, lo sappiamo, questi sono partiti avanti, 80 anni fa, anche di più, esatto. no? Sì, Però il Friuli, dopo gli anni 80, che insieme al Esatto. Veneto, che avevamo avuto quel discorso del metanolo, è chiaro che ha fatto passi da gigante tutte e due le regioni. Sì, ha fatto passi da gigante. Devo dire che io, vedi, dunque agriturismi, mancanza di posti letto, in Friuli c'è mancanza, parecchie zone scarseggiano, specie noi qui nel Cividalese, adesso con Cividale l'UNESCO abbiamo, proprio vediamo che c'è richiesta. Però non no? siete a terra come altre regioni che proprio sono a terra, cioè non le prendono neanche più in considerazione. No, anzi. C'è una cosa, vedi, questo è... Cioè, Veneto e Friuli sono lì, insomma. Sono lì, il Veneto, devo dire una cosa, questo, il friulano è un po' più chiuso, per cui si sta aprendo, però secondo me sono bravi. Emergente. Perché con la storia che ha avuto il Friuli, comunque sono stati bravi i friulani ad aprire le porte, perché guardiamo anche, le hanno sempre prese in testa, sono stati anche bravi. Il Veneto ha una marcia in più, si sa. A Venezia Venezia, il lago di Garda. Al lago di Garda ha sempre avuto molto di più da offrire a suo tempo. Comunque il Friuli, grazie poi a essere una zona di confine, c'è il pro e il contro, perché comunque porta parecchie, anche ad esempio il fatto di essere confinanti con la Slovenia, di passaggio, chi per andare in Croazia al mare, il turista proprio è una terra di passaggio e va bene. Comunque si sta aprendo. Vantaggiosa in alcuni casi, perché vanno di là a prendere carne, fare gasolio, benzina e prendere sigarette. E lì adesso è tornato come era qualche decennio fa, sì. C'è il pro e il contro, insomma. Comunque i friulani sono stati bravi ad aprire le loro porte e ospitare a modo loro, ma hanno fatto passi da gigante. Ecco. Bisogna migliorare la ricezione in cantina, perché il 58% in Italia, insomma, si sono lamentati gli italiani, non in Friuli, parlo a livello nazionale, insomma, che il 58% degli italiani ha detto in cantina troviamo qualche disagio, non siamo alla perfezione, non siamo alla perfezione. Sì, allora vedi, noi ad esempio ci siamo strutturati già negli anni per ricevere il turista, per assaggiare i vini. Abbiamo una sala dove assaggiano i vini, mangiano qualcosa, perché giustamente con le nuove anche disposizioni che abbiamo, devono stare, e cerchiamo di, spesso dipende anche dai periodi, vedi, l'azienda agricola, l'azienda che produce vino, io dico sempre, è come se fossero 4 aziende insieme, deve pensare alla campagna, per cui se c'è periodo settembre-ottobre, già fine agosto comincia la vendemmia e c'è panico, per mal dire, perché devi stare dietro al tempo, se piove, c'è tanto. Poi c'è la potatura. Allora, alla campagna, alla cantina, la trasformazione, tutto il processo da seguire in cantina, poi la vinificazione, la trasformazione. Poi vabbè, c'è la vendita, devi stare dietro anche a quello, alle vendite, fiere, la parte commerciale, le fiere. Spesso, per cui non siamo organizzati in maniera tale che ognuno segue un settore, no. Il vignaiolo è un colpo di qua, un colpo di là. Spesso arriva il turista che, se è periodo di vendemmie, magari si sente un po' trascurato. Allora noi dobbiamo
cambiare un po', lì dobbiamo darci una mossa e organizzarci in maniera tale, perché adesso poi negli ultimi... È bello vedere la vendemmia anche, no? È bello, infatti, prenderla in quel senso, vieni piuttosto con me, noi lo facciamo, cerchiamo avendo la fortuna di avere dei filari proprio qui, sì, esatto, ci chiedono se possono raccogliere dell'uva che portano via, è questione di mezz'oretta, stanno lì, vedono, E comunque sì, imparare un attimo l'accoglienza è importante, perché comunque se noi facciamo bene, da qui che arrivi da Trieste, che arrivi da New York, che arrivi da Londra, lui porta via comunque un qualcosa, se ha ricevuto da parte nostra. Un'immagine, un qualcosa, una sensazione. Quando arriva la trasmette a qualcuno sicuramente. Ecco, poi devo dire che nel mondo nostro c'erano le stagioni, per cui si lavorava in certi periodi dell'anno con la vendita del vino, si cominciava in primavera, allora c'era tanto lavoro. Adesso è cambiato un po' il mondo, il turista c'è tutto l'anno, ad eccezione di gennaio che è tranquillo, gennaio-febbraio, però chi compra c'è tutto l'anno, si muove tutto l'anno, per cui siamo noi che dobbiamo adeguarci e attrezzarci. Io ti ho fatto la domanda perché sull'indagine che è stata fatta presso le cantine è emerso questo. Bene, siamo giunti al termine, abbiamo fatto una bella chiacchierata, vedi, no? Cioè, quando si parla di vino con che entusiasmo se ne parla, perché il vino è aggregazione, è un momento anche di confronto. Bene, io con questo pignolo, un pignolo quanto basta, quanto basta, facciamo un brindisi alla linea mio di Annalisa Zolzetti, naturalmente grazie a questo pignolo, lo diciamo sempre, il vino è l'invenzione migliore che ha fatto l'uomo e andrebbe anche orgoglioso di averlo fatto. Cin e viva!